Diletta Leotta. Della festa di Napoli mi ha colpito uno striscione. C'era scritto: Diletta Leotta ha parlato del terzo storico scudetto del Napoli di Luciano Spalletti ed ha messo in evidenza le sue emozioni vissute al Maradona. Presentatrice dei canali sportivi di DAZN, ha parlato del terzo storico scudetto del Napoli durante l'intervento alla Milano Football Week. Cosa mi ha colpito di più della festa di Napoli? Uno striscione visto al Maradona durante la partita con la Salernitana. C'era scritto amore senza fine, nel senso di amore incondizionato, passionale, in cambio di nulla, solo amore. Ecco, mi ha fatto pensare molto. Viverlo in città è stato fantastico. Un festeggiare continuo, va evidenziato la Leotta. Spalletti, su DAZN, non è riuscito a trattenere le lacrime. Si è lasciato andare e ha fatto bene. In fondo, questo scudetto se l'è meritato dopo anni di grande calcio. È una persona unica. Ho avuto la fortuna di intervistarlo in estate nella sua tenuta in Toscana. Ricordo che mi disse di essere arrivato a Napoli per creare nuovi leader. E alla fine ci è riuscito. Nessuno ha meritato questo titolo più di lui. E di Napoli. Forse, dopo 33 di attesa, è stata la prima volta in cui la città ha bypassato la scaramanzia. La festa è iniziata diversi mesi fa. Mi ha emozionato vedere la gioia negli occhi della gente, soprattutto di Decibel Bellini, lo speaker dello stadio, unico. Contro la Fiorentina è stata una giornata da cinema. Tifosi napoletani, approfittando del tema, lasciate nei commenti cosa vi ha commosso di più del Napoli scudetto e iscrivetevi al canale Notizie Napoli Calcio Ufficiale. Forza Napoli sempre e tutto per lei.